Quarta puntata, chi ha affondato il Veneto e le sue banche. Siamo sempre qui di fronte alla Guardia di Finanza di Vicenza, questo è il quarto esposto che presentiamo per quanto riguarda la liquidazione quota amministrativa di Veneto Banca. All'interno ci sono miliardi di partecipazioni che secondo noi sono e stanno per essere cedute, vendute e in qualche caso secondo noi anche svenduto. In questa puntata di cosa vi parliamo? Vi parliamo di un grosso imprenditore che aveva un debito per 70 e oltre milioni di euro, che è riuscito a transare la sua posizione per 39 milioni, posizione che era stata giudicata da BCE qualche anno fa molto critica e per questo era stata valutata una ventina di milioni, ma che in realtà negli ultimi tempi si è rivalutata. Per quale motivo, avvocato, cosa abbiamo fatto? Sì, quello che non riusciamo a capire è che questo imprenditore che aveva questo grosso debito e che era stato dichiarato poco solvibile ha incassato 120 milioni di euro poco prima di chiudere la transazione, quindi sicuramente non era poco solvibile come è stato dichiarato. In pratica, ragazzi, quello che succede è che questo signore aveva un debito di circa 70 milioni di euro che ha chiuso con 39, guadagnandone 120. E sapete, questi soldi, se non ritornano all'interno dello Stato, perché lo Stato su queste LCA, liquidazione quota amministrativa, ci ha messo la garanzia, sapete chi paga? È sempre te, no? Anche se non hai nulla a che fare con la LCA di Veneto Banca. Per cui condividete il video perché la cosa non ti sembra ma interessa anche te. Condividete e mettete like e seguiteci specialmente perché presenteremo degli altri esposti. Questo non è l'ultimo. Abbiamo qualcosa di curioso anche sulle opere d'arte. Seguiteci.